Amici napoletani, in questa serata agitata a Milano, abbiamo una notizia appena arrivata che vi lascerà senza fiato. È qualcosa che farà battere il cuore di tutti i tifosi e potrebbe cambiare completamente il corso della squadra nella prossima stagione. Ma prima di svelare questa bomba, vorremmo chiedervi qualcosa di molto importante. Se ancora non siete iscritti al canale, approfittate adesso per farlo e attivate le notifiche. In questo modo, non perderete nessun dettaglio di questo incredibile annuncio che sta per arrivare. De Laurentiis sta considerando una possibile svolta per la panchina del Napoli nella stagione 2024-2025, ma non ha ancora preso una decisione definitiva. L'inizio della stagione del Napoli è stato deludente e la squadra continua a sottoperformare, qualcosa di mai visto per un campione italiano nelle stagioni precedenti. La responsabilità per questa cattiva performance dovrebbe essere divisa tra le decisioni di De Laurentiis, gli allenatori e i loro staff tecnici, oltre ai giocatori che non hanno risposto alle aspettative. Dopo il successo della stagione scorsa con Spalletti in comando, in questo momento il proprietario sta cercando la migliore soluzione per affidare il progetto tecnico a un allenatore di alta qualità. Sono stati menzionati diversi nomi, tra cui il possibile ritorno di Conte, anche se sembra difficile convincerlo ad unirsi alla squadra. Anche il ritorno di Maurizio Sarri è stato discusso, anche se finora sembra improbabile. Inoltre, il nome di Italiano continua a essere preso in considerazione dal proprietario, specialmente dopo la sua uscita dalla Fiorentina. De Laurentiis sta valutando varie opzioni e potrebbe seriamente considerare un cambiamento di rotta per il comando della squadra. Se Calzona lo convincerà completamente, il presidente potrebbe tentare di negoziare con la Federazione Calcistica Slovacca un contratto con la Slovacchia, fino al 2026, per assicurarsi la sua nomina come allenatore del Napoli per la stagione 2024-2025. Tuttavia, tutto potrebbe accadere nella prossima stagione. Ditemi voi, tifosi, cosa ne pensate di questo interesse di De Laurentiis per Conte e Sarri? Lasciate la vostra opinione nei commenti qui sotto e rimanete sintonizzati sul nostro canale di informazione, perché presto torneremo con le ultime notizie del nostro amato Napoli. Fino alla prossima, sempre Forza Napoli!